Miracolosa novena a Carlo Acutis. Nono giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Vieni, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona eterna gioia. Amen. Alleluia. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio amato Gesù, davanti alle persone della Santissima Trinità, davanti alla nostra Madre del Cielo e a tutta la corte celeste, offro, secondo le intenzioni del tuo cuore eucaristico, secondo quelle dell'Immacolato Cuore di Maria Santissima, tutta la mia vita, tutte le mie sante messe, comunioni, opere buone, sacrifici e sofferenze, unendoli ai meriti della tua Santissima Madre e della tua morte sulla croce, per adorare la gloriosa Santissima Trinità, per offrirle riparazioni per le nostre offese, per l'unità della nostra Santissima Madre Chiesa, per i nostri sacerdoti, per le buone evocazioni sacerdotali e per tutte le anime sino alla fine del mondo. Ricevi, Gesù mio, la mia offerta di vita, e concedimi la grazia di perseverare fedelmente sino alla fine della mia vita. Amen. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del mirabile servo di Dio Carlo Acutis.
durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e, per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente desidero. Meditazione del 9° giorno. Sono felice di morire, perché ho vissuto la mia vita senza perdere alcun minuto in cose che non piacciono a Dio. O mirabile servo di Dio, Carlo Acutis, dammi la grazia delle grazie, cioè la perseveranza finale ed una morte santa. Così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria degli altari questo tuo servo venerabile Carlo Acutis, affinché per lui tu sia più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo. Lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose. E per i suoi meriti concedimi la grazia che ardentemente desidero. Amen. O Padre, che ci hai donato la testimonianza ardente del giovane servo di Dio Carlo Acutis, che dell'Eucaristia fece il centro della sua vita e la forza del suo quotidiano impegno, perché anche gli altri ti amassero sopra ogni cosa, fa che possa essere presto annoverato tra i beati e i santi della tua Chiesa. Conferma la mia fede, alimenta la mia speranza, rinvigorisci la mia carità. Ad immagine del giovane Carlo, che, crescendo in queste virtù, ora vive presso di te. Concedimi per sua intercessione la grazia che ardentemente desidero. Confido in te, Padre, nel tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, in Maria Vergine, nostra dolcissima Madre, e nell'intercessione del tuo servo mirabile Carlo Acutis. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.